Riassumendo quello che è successo negli ultimi giorni è che per sollecitare l'intervento delle istituzioni abbiamo occupato il centro di ricerca e adesso c'è un presidio di lavoratori lì che non hanno mai abbandonato il centro di ricerca notte e giorno. È un presidio, siamo qui perché c'è una importante riunione adesso in prefettura tra le varie parti, cioè la Mirmex, la Regione Sicilia e anche i sindacati, per dei chiarimenti in merito sia alla delibera di cui la Regione siciliana dovrebbe assumersi la responsabilità finalmente, visto che ha detto che è illegittima e che a suo tempo il Presidente Lombardo aveva firmato, in cui garantiva ai sindacati che se non ci fosse stato un business efficiente ed effettivo della Mirmex avrebbe ripreso il laboratorio al costo di €1, ma a quanto pare questa delibera sembra sia illegittima, ma la Regione siciliana non si è espressa e poi deve intervenire perché deve chiedere che ci sia l'apertura di un tavolo istituzionale nazionale al Ministero del Lavoro in modo da portare la nostra causa a livello nazionale per la ricerca di un eventuale improvviso.